del sostegno o quasi delle difficoltà di tante persone che anche in questa località hanno bisogno di punto di vista qui doveva avvenire questo. Quindi quando mi è stato chiesto era possibile avvenire qui questa premiazione, che è stato veramente contento di avere le porte di questa laboratorio. Quindi ringrazio loro, il professore Canada, per questa opportunità che fa vantaggio dell'intera cittadinanza, perché alla fine sono manifestazioni così benefici che rimangono l'intera cittadinanza. E aggiungo una nota anche personale. Ho avuto molto di legami tra non molto bene. Però in questo breve tempo ho compreso le sue capacità personali, ovviamente personali, sono io quello che devo indicare. Un carattere diretto, soprattutto sincero, vero, appassionatamente passione grande nella sua attività. E sono caratteristiche non comuni, quindi premiano anche la persona, la maggior ragione sono contento di stare qui con voi, che porto questa chiesa di tutti, al numero 3 e al numero 3. Passo la parola al professore. Allora siamo qua per Canti della Guida. Io sono stato comandato sotto la veste di moderatore, ma prima di passare al fondo data della manifestazione e di collegarmi al lavoro del rione di lo ringrazio particolarmente. E perché siamo un popolo eccezionale, perché siamo un popolo di cui devo appartenermi con qualche aneddoto per farvi comprendere la pienezza e la importanza. Vorrei accarezzare il vostro animo nel dirvi, sapete quando amici al bar si ritrovano, dice stasera non mangiassi la pasta e fagioli, oppure stasera mangerei la pizzetta. Noi indigeni, noi cittadini della penisola, stabiliamo il luogo dove andare. Qui si scelgono i ristoranti attraverso le indicazioni serie facete poco a poco dei social. Quindi dice scegli il posto. Dico questo per fare la parola spiego ha un'accezione speciale particolare costituita. Quando sono venuto qua con le signore del Mitrente, che ringrazio particolarmente, per il quale chiederemo applauso, perché il priore adesso e anche i priori precedenti, con il signor Sacrestano, la nostra, facciamo sempre la tempo di noi, qualsiasi orario. E che si viene a fare qua in questo luogo speciale? Non frequentato comunemente, non quasi semplicemente. Quando assolutamente vogliamo mangiare e conoscere bene il Settecento, veniamo qua in questo luogo. E gli siamo particolarmente grati perché la capacità che vede alla lunga, alla distanza, ha fatto sì che più di un quarto di secolo fa c'è nata la sistemazione in un certo modo. Parlo di 25-30 anni fa, quando il pavimento è stato sistemato e recuperato in certo. Questa perché la sede della regolarità in poche parole? La statina che passa giù si chiama Sessaro, era un cardinale che stava a Napoli nel Settecento. Questo cardinale era affiliato ai segni di Maria da Giovicento. Diventa cardinale a Napoli in un momento speciale e particolare quando a San Martino c'è un altro fiume importante della penisola che si chiama Petrutis. Quindi un po' la penisola Sorrentino e Sorrento conquista Napoli. Sessari si porta dietro l'autore di queste pietre, quelle che vedete alle pareti sono le storie e le feste della Madonna, la vita della Madonna. Se lo porta a Napoli, al suo
rimane di Capoamano a Castelcapoamano, quindi al vicino sono di Capoamano. Capoamano nasce nel 1705, attraversa tutto il secolo con queste esperienze e poi in terza età ritorna a Massimo e dedica questo tempio al Settecento. Sono 20 mistici che approvono le cose, la riorganizzazione di questa chiesa, con tutte le 12 studi, prima era una piccola cappella, poi la sola, la storia è raccontata su internet, la potete leggere facilmente, ma quello che voglio far comprendere è questa assonanza tra il maestro pittore Capoamano, il nostro sovrano, e non a caso San Migiore, quando in consulta con il nostro presidente, la sede ideale, quale potrebbe essere questo evento, considerate che anche il vero e proprio di Candia è probabilmente fondato su 700 oggi, poi semplicemente sono stati questi da 700 per entrare nel compito di piedi. E nello stesso tempo è figlio della nostra terra, questo Capoamano, come lo è Candida Rita, figlia della nostra terra, alla quale il nostro superatore presidente, appunto la volantela, non sia che non hanno di fare questo e di fare quello, per dare un'idea, no? E questa come se potesse essere una consacrazione una carriera che sta partendo già partita dall'altra, sicuramente voi sorprendete avete sentito il maggio scorso al Museo Borgata, c'è stato un progetto recente e così questo è la persona caratterizzata per il popolare, se vedete un organo che non vedete perché alle vostre città e la gratitudine verso questa confraternita, il fatto che hanno dato la stima proprio a una serie di sistemazioni ecclesiastiche. Se siamo arrivati a avere una bellissima anastomopatia recentemente restaurata, o se siamo arrivati ad acquisire a Seana, la chiesa di Mandignana, a volere la cappella di San Giovanni, è proprio perché c'è questo bello di acquisire, di appropriarsi delle cose ecclesiastiche. Ma quando do subito la parola per farvi entrare in nocciolo al nostro presidente e fondatore Vincenzo Giorgio. Dopo ci sono state leggi che hanno portato tutte le associazioni anche culturali del terzo settore come associazioni di promozione sociale. Per cui essere debole la nostra attenzione non solo agli adulti di una certa età, ma alle tre età, cioè ai giovani, adulti e anziani, per fare sì che le persone che hanno lasciato gli studi dell'età possano continuare ad aggiornarsi, a mantenere la mente sveglia e anche a curare la propria socialità. Mi venne spontanea l'idea di stabilire qualche cosa come il trofeo per
anche con accanimento, con capacità di fare e in 28 anni di Grey sono 7 perché gli abbiamo dato con molta questo è lontano ed è il primo io sono ancora candidato potrebbe essere una mia nipote ma è il mio stesso organo ed è la seconda persona che riceve non perché per familiarità ma perché sono due personaggi che hanno un'unità. Uno è stato una persona che appartiene all'anno 50, sono 3 a 9, uno di tutti gli viaggi, e 3 a 9, affrontato a New York e forte della cultura italiana ed è successo a New York con aprire ristoranti, pizzerie, insomma perché poi si vede una cosa poi stiamo premiando un altro compitano che in Lambretta, sempre negli anni 50, arrivò a Oslo con una licenza iniziale e a Oslo divenne professore di italiano all'università e scrisse anche una biografia di Pisani in italiano e in inglese. Abbiamo premiato uno storico come me, abbiamo premiato un professore universitario così e questi sono i punti di riferimento come persone che meritano di essere ricordate. E per il trofeo mi riconoscono il pittore Salvatore Morano, al quale confidai questa mia idea e che si prova a immaginare a quel punto un simbolo. E venne fuori questa persona con le armi, con le armi, che poi appunto credo che rappresenta molto bene questa nostra idea del trofeo Candida è una persona che preferisco vedere la professoressa e la loro per me è stata una persona che non era possibile non ricordare che in questo stesso momento, a Piazza del Milano, c'è un grande concorso di persone napoletane e comunque un po' napoletane che vengono a stringersi intorno alla mamma, al papà, alla sorella, agli amici di Giovanni Battista Tutto. Questo Giovanni Battista Tutto è eccellente colonnista, facciamo ha fatto parte dell'orchestra del conservatorio della nuova scantante, ha fatto audizioni con grande successo in
Allora, voi avete un programma di salvo, c'è il curriculum candidato un bel motivo, se lo leggete, non lo spirito di questa donna della bella, dico, piace finalmente prendere una donna io allora non devo comprendere quello che faccio, parlo brevemente quando la sua maestra Angela Savarese, la sua prima maestra organista della Chiesa di Saccono, che era stata mia amica, la Santissima Trinità in Paradiso, avevamo collaborato con lei, abbiamo preparato la conoscenza, il telefono, sai, dice, senti, una bambina nel mondo che vuole cantare, tu lei avete io insegnavo a Salerno, avevo appena vinto un corso e qualche anni, 15 anni, no altro, dopo che poi noi abbiamo una serie di regole anche di ontologiche, per cui non si può ordinare la voce a una bambina così piccola. Va bene, allora dico, dopo un paio d'anni, la bambina di prima grado non fa, sì, dico a me che la devo portare per ascoltare. Me la porto per ascoltare, quindi le porto di fare. E io sento questa grande musicalità, questa determinazione, questo guardare negli occhi e allora cominciamo, io vorrei dire, allora ai 13 anni facciamo così, aspettiamo ancora qualche mese, un anno, vediamo un attimo la voce che fa. Lei è molto malvolentieri, accettò il periodo proroga e poi l'anno dopo telefono pure lei, maestra che bella che cavolo e cominciamo non potete vedere, cominciamo questo lavoro di impostazione vocale e poi subito mi resi conto che poteva entrare al conservatorio, poi al conservatorio durante 15 anni. E io mi trovavo davanti, succede tanti maestri, per immaginare una voce lunga, colori molto belli, una grande musicalità, una certa agilità e mi vedo nel soccorso il mio amore per una grande cantante, la Lucia che per prima mi aveva fatto provare questa idea di questa voce tutta uguale, tutta identica, che si espandeva in tutto lo spazio sonoro e per fortuna, perché non era esatto come fare, perché noi poi altre cose docenti, talvolta ci troviamo davanti a materiali così importanti che dobbiamo capire che siamo capaci di forgiare e di formare. Grande pretesa, leggiamo la era molto giovane, poi frequentava la scuola superiore, grande importanza, illuminatissimi i suoi genitori, Mariano Freddi era religioso, lei stava cantando un'altra paradinica cinematografica, un altro e loro sono stati illuminati, nel senso che ai figli hanno fatto fare quello che desideravano, hanno fatto realizzare i loro sogni. Canta si è diplomata il noti della sua vita sempre, no? Era costellato comunque, sì, però preparo la Pasqua, sì, vado alla messa dell'alba, vado a cantare i canti veri e discendente di Don Luigi Guida, che è una gloria della nostra vita, un compositore di nobilissima scuola, la scuola che succede a Mascagna, Cilena, Jacopo Napoli, Napoli, tutti i grandi compositori di diritto allievo eccellente di quella scuola e lei ha sempre avuto il desiderio di raccogliere tutto il
Luciano ha inciso mistica dell'Isola di Giulia, lei scrisse, questo Vangelo che cominciava la parola, ha inciso i brani che sono nella porta di Giulia. E durante la pandemia ha cominciato a lavorare a questo materiale, non vorrei solo e così poi 3 mesi ho cominciato a pensare, a strutturare l'opera, si è chiamata un psicologo, un tutore, la trascrizione, la revisione critica, dei manoscritti e cose e ha dato alle stampe degli splendidi che sono messi da le aree della Camera e le aree la trilogia e poi ha fatto un bellissimo CD sulla è cantata in tutto il mondo, vero? E dunque, in questo film c'era una produzione con e io mi trovai insieme a Mesco che Carvalho, uno operatore dell'industria chimica, perché ha portato una busta a lui perché ho pensato che era venuto da solo. E lui disse, fatemi opera di purtroppo l'ho assistito qualche volta. bene, allora, stasera ascolterete delle cose bellissime, adesso sarà una firma, sì, e poi magari anche la sarà su brevemente 2 cose sui grandi. Sì, prima cosa, come ovvio, salutare e ringraziare le altre associazioni presenti stasera con noi perché ci mettono a supporto, collaborazione sul territorio. Intanto la Fenicia quando diceva è presente, non è artistiche, non è attività, però un quadro che un pochino, due parole che fare, in questo momento, di fronte all'isola Sorrentino, lo stato del Monte è un po' disastante perché ci troviamo qui, grazie alla presenza della vita del giorno per Pietro, gli amici di Mazzalupreti, la sezione di Mazzalupreti, ci troviamo un po' in bianco perché siamo senza un luogo dove poterci affrontare. E il luogo è determinante e importante per lo sviluppo delle nostre cose. Si chiama Unipoli di non associazione o altro, perché è nella università che c'è questo scambio.
esposizioni, visite, storia, arte, architettura, paesaggi, la conoscenza di giardini, la conoscenza di tanti luoghi importanti. Intanto mi prego di dare la parola al Presidente dell'Aia, vi ringrazio di essere qui questa sera. Antonello, buonasera. Buongiorno, buonasera a tutti. Purtroppo il saluto dell'Aia della Commissione Politica, della Presidente e dell'ultima Commissione. Esprimo innanzitutto il ricordo di ringraziamento del Istituto, il ricordo di partecipare a questa manifestazione, eccellente manifestazione, che servirebbe soltanto per esprimere l'incidenza del territorio italiano. Che conferma il successo che ha conseguito negli anni di oggi di valorizzato. Esprimo quindi il ringraziamento di complimenti al professore di esposto del lavoro, sempre pronto per essere finale e l'ultimo abbiamo presentato subito l'anno scorso per essere stata consigliata la funzione. Ringrazio i vostri complimenti a tutti questi passati, a del direttore, il mio esposto. E proprio l'esposto, indicando quelle sono le qualità che mi spinge a organizzare e spiegare anche la questione, perché c'è appena comunanza di bene, proprio i principi e le verità che sono state fatte. C'è partecipare al principio, al ricordo, valorizzare le incidenze culturali, gli altri sono una delle più grandi associazioni dell'Unione, quindi valorizzare la cultura, la musica, l'arte, la resilienza rappresenta la principale espressione. Pertanto, con orgoglio vi saluto la e ringrazio. Fanno conoscere tutti i dettagli, quindi avere, ricevere ospiti stranieri, italiani, un ringraziamento particolare alla professoressa titolare che è la socio fondatore di questa impresa e soprattutto ai nostri clienti tecnici e proprio particolarmente nel ritrovo proprio indicato perché proprio riconosco il loro essere reclini e essere quando serviamo per esempio l'archivio di intervista o l'archivio del 10 qualche cosa, loro possono fare subito io
immagine veramente quanto più prezioso possa trovare. Credo che avete uno suo scritto. Comunque, noi in amanti per festeggiare quest'opera, no? Ascolteremo che Andrea ha scelto il primo movimento del Sacro Regime in Fa maggiore del contratto e orchestra, ma sarà suonato da Londra, e di Antonio Porpora. Porpora è la massima espressione del canto, del canto mondiale. Nella scrittura di Porpora c'è il maggior numero di strofe e di strofe, veramente una scrittura nera di notte. Il pezzo è bellissimo, poi c'è Scarlatti che è l'iniziatore del canto, con un'area da un oratorio preziosissimo, Giardino di Rose, le rose sono le rose del Rosario, il Rosario di Maria. Tutti i pezzi sono dedicati a Maria. E poi c'è la Felice sul dopo, però non di San Giuseppe, oratorio dell'otto con la Battista Gregoresi, che conclude il grande Settecento, perché si passa ai compositori locali. Francesco De Niro intese poi questo di Cappella Massisi. In Civita, la mistica ci sarà questo brano di Giovanna e poi di Don Angelo Castellano, Maria Giovanna. Andiamo? Pronto?
capito niente. Non ho capito niente. Vai. Soli per il ciel primo venire
se lo volete, se no ce ne siamo. Lo volete? Bravo, ho Gesù mi dolcissimo di Don Luigi Guida. Sus
Costituzione. I politici devono aiutare il Paese, i giovani, ad amare la fatica dello studio piuttosto che la facilità dei giorni dei facili guadagni. Amare la fatica dello studio e la fatica dello studio.